Benvenuti cari amici di Veneto Globo, sono Aldo Santucci. Abbiamo come ospiti lo scrittore Alessandro Bitz e la protagonista Giorgiana Catinella. Buongiorno. Alessandro, lo scrittore Alessandro Bitz, ha terminato la sua opera, l'ultima opera per il momento chiaramente. Il romanzo è Il coraggio di Gio. Interessante, tratto da una storia vera. Alessandro Bitz, nato a Conegliano, è un giornalista, direttore del giornale Il Piave. Ha già pubblicato altri libri, per esempio come autore ha pubblicato il volume Per avere successo ed è stato coautore del libro La Grande Guerra, che sono dei racconti inediti. Adesso ha pubblicato questo romanzo che è tratto da una storia vera. Siamo in Romania, Ias, un orfanotrofico nel cuore dell'Europa dell'Est. Qui, nel 1984, arriva Jo, che è la protagonista. A pochi giorni dalla nascita, un'infanzia difficile, nella povertà, a cavallo fra la fine del regime di Ceausescu e il salto nel buio nel periodo che segue, fino a una nuova luce dove una mamma e un papà in Italia che la crescono nell'amore dell'ambiente familiare. Ma un giorno quella serenità si spezza. Per Jo, ormai adulta, tornano l'inquietudine e i fantasmi del passato. Una toccante storia vera dove le scelte non sono mai scontate e la forza dell'amore sa andare oltre i legami di sangue. Alessandro, tu hai terminato questo libro, sicuramente è stata una grande fatica per te. Che cosa puoi dire di questa nuova creazione? Beh, intanto è stata sì una fatica, certamente, però una fatica piacevole, perché quando Giorgiana mi ha proposto di raccontare la storia della sua vita, non ho potuto che accogliere con entusiasmo questa opportunità, perché è una storia vera, toccante, di profonda umanità, di grande attualità. E oltretutto io negli anni scorsi ho visitato più volte i paesi dell'Est Europa con particolare attenzione alla Romania, quindi fortunatamente mi sono trovato anche nella situazione ideale per poter scrivere situazioni e ambientazioni in cui è rappresentato questo romanzo. Bene. E tu, Gio? Come è stato affrontare questo libro? Sei la protagonista praticamente del romanzo. Com'è nata questa idea di raccontare ad Alessandro Bitz, scrittore e tra l'altro anche editore della Publimedia? È nato sicuramente dal desiderio forte che nutriva mio papà, già ancora quando era in vita. Mi diceva sempre: Giorgiana, dai che proviamo a scrivere un libro insieme, visto che dalla prima volta che ci siamo visti voglio fare un capolavoro con te. Però purtroppo è venuto a mancare nel 2010 e proprio per anche questo motivo qua, dopo la morte di mio papà, nutrivo ancora sempre di più questo desiderio di scrivere questo libro, proprio anche per ricordarlo di più, sempre di più. E non è stato facile all'inizio, perché comunque si raccontano delle cose che ho vissuto io in prima persona, e quindi a volte c'erano un po' dei blackout miei emotivi, però poi insomma con l'aiuto di Alessandro, che è una persona molto positiva, riusciva a sbloccarmi, e quindi siamo riusciti a scrivere, io credo, un bel libro, e spero e mi auguro abbia successo. Bene, qui io ho letto prima un orfanotrofio nel cuore dell'Europa dell'Est, 1984, arriva Jo a pochi giorni dalla nascita. Potresti dire, è chiaro, tu sicuramente non ricorderai quei giorni, ma a quanti giorni? Mi raccontava tutto la dottoressa Adriana, che c'è scritto anche nel libro. Io già dopo 2 settimane fui abbandonata. Ah, quindi circa 15 giorni, giorni sei stata portata in questo orfanotrofio. luogo. Ho capito. Dove c'erano 1000 bambini, quindi ero proprio un numero. Un numero.
E come avete sviluppato la storia, Alessandro? Qua andiamo più sull'aspetto tecnico. Ma parlando di aspetto tecnico, conoscendo tanti scrittori che sono arrivati a punti morti nel corso della loro opera, noi abbiamo deciso in comune accordo di costruire proprio la sequenza, i salti temporali, la struttura del romanzo, dividendolo già in un determinato numero di capitoli, e quindi poi devo dire che lo svolgimento è andato via tutto sommato liscio, senza intoppi, secondo un progetto che era già stato costruito. Quindi come accadeva? Lei ti raccontava, diciamo così, un pezzettino della sua storia e tu? Ma io ho ascoltato proprio a pezzi la sua storia, e non è stato per lei, credo, neanche facile ricordare certi momenti. Ci vuole serenità, tranquillità, tempo, e aprire proprio questi cassetti della memoria, magari chiusi, alcuni chiusi da anni, per tirar fuori il proprio privato, il proprio vissuto. Sì, prima mi parlavi di un certo salti temporali, cioè che cosa intendevi dire? Beh, il romanzo inizia nel presente, chiamiamolo così, o in un'epoca vicina a noi, con lei che sta camminando in un prato, trova un nido vuoto e si commuove, ricorda un po' quel vuoto che ha vissuto nell'infanzia, ma anche il vuoto rimasto dopo la morte del papà. E parte con un lungo flashback che ci porta addirittura nel 1983, lei non c'era ancora, porta la storia dei genitori naturali. Quindi è una storia nella storia che si sviluppa, e da questa brevissima relazione nasce una bambina, Giorgiana, che per difficoltà, che non sto qui poi a spiegare, perché sì, poi è giusto esatto che il libro poi venga letto, però la mamma è costretta ad abbandonarla, non la può crescere, e poi si passa all'arrivo della nuova famiglia, papà, sì. Della nuova famiglia. Sì, un momento toccante, commovente, perché lei lo riconosce, sì, in qualche modo, pur non conoscendolo. Quindi la forte emozione che tu hai avuto, hai percepito, è quando passeggiando, come leggevo ieri sera, passeggiando lungo questa campagna, hai trovato davanti un nido vuoto. Sì, cioè, che cosa... Sostanzialmente per me rappresenta l'abbandono. Ho capito. E quindi quello che io temo di più, ed è per questo che ho scritto il libro, è sempre la paura che ho sempre covato dentro di me, è sempre stato l'abbandono. Perché non avendo dei genitori naturali, e pur dopo crescendo aver avuto anche l'adozione, però poi mi è mancato proprio la figura istituzionale, la figura più importante, l'albero, diciamo, della mia vita, che era mio papà, di nuovo mi sono sentita abbandonata. E questo libro qua mi ha aiutato invece a continuare a conservare questi ricordi, sì, ma positivamente. E com'è stata per te dover ricordare, dover attingere dal tuo passato? Cioè, che cosa hai provato? Sicuramente delle grandi tristezze, dei dispiaceri. Puoi raccontare qualcosa? Sì, beh, sicuramente mi è mancato tutto ciò che mancavano dei bambini normali, quindi dalla prima infanzia il ciuccio, il latte, i giocattoli, il poter giocare con altri bambini, ma soprattutto il cibo, perché tra di noi orfani ci si rubava il cibo e non ce n'era tanto, eravamo più di 800 ragazzini, dai 0 anni fino ai 18 anni, perché dopo la maggiore età andavano già fuori, e quindi là eravamo veramente un numero, e eravamo una gabbia di scimmie, tra virgolette, perché è una giungla, nel senso che lì non c'erano regole, sì, c'erano le regole, ma non tra noi bambini, e spesso e volentieri rimanevo anche 3 giorni senza mangiare, tant'è che infatti una cosa che mi ricorderò sempre è stato quando mia mamma, ancora 3 mesi prima di adottarmi,
aveva comprato tutto per un'età di 7 anni, tant'è che io infatti sono arrivata a 7 anni, però quando ha comprato i vestiti me li ha fatti indossare in Italia, erano tutti fuori misura, perché pesavo 16 kg a 7 anni e avevo una corporatura di una bambina di 4 anni e mezzo. Possiamo dire che la bambina nella copertina è lei proprio E sono quando è proprio arrivata in io Italia. a 7 anni, che sembra un po' più piccola nella Certo. copertina che... Certo. Se posso dire una parte molto toccante dei suoi primi ricordi, quando racconta lei proprio i primissimi ricordi ancora nel lettino dell'orfanotrofio, dice non è una carezza, non è una coccola materna, ma ricordo solo di essere prelevata, alzata con freddezza, se non addirittura con violenza. Quando eri in questo luogo che non augurerei a nessuno, Un lager. che cosa speravi che accadesse da un giorno all'altro, da un'ora all'altra, da un minuto all'altro? Ma sinceramente per 7 anni, quindi da quando io ricordo, cioè più o meno ai 3 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, vedevo sempre tante famiglie, tanti papà e mamme, coppie che venivano e prendevano altri figli, e quindi anche là mi sentivo sempre un po' come abbandonata, rifiutata. Forse c'era qualcosa che non andava in me, non so, così o bella o brutta, cioè comunque i complessi ti vengono perché vedi tutti i tuoi compagni che vanno via e tu no, e rimani là fino a 7 anni. Però io dentro di me dicevo sempre no, la speranza è sempre l'ultima a morire, tant'è che era proprio vero, e proprio a 7 anni, proprio al limite, è arrivata proprio quella luce che mai, cioè un po' me l'aspettavo dentro, però una bella luce. Cosa hai provato quel giorno? Potresti descrivere proprio L'incontro? quei 5 minuti iniziali di incontro? Hai visto questa nuova famiglia, una figura padre, una figura materna? No, la mamma non c'era, Ah, non c'era. purtroppo, e la mamma adottiva perché comunque era a casa a tenere la nonna, e ha voluto, anche perché comunque era un viaggio abbastanza sfiancante, abbastanza lungo, tutto in macchina, per cui ha deciso mio papà di andare lui, un suo autista di fiducia, e mi sono vista in questo viale una macchina abbastanza grande e un signore con il cappotto che veniva verso i 7 bambini che si doveva scegliere, e ancora prima che scegliesse tra i 6 io scappai subito, proprio in che in senso? modo istintivo, proprio Cioè, istintivamente. Gli andasti incontro? Sì. E c'è scritto anche nel libro. Cioè tu volevi proprio venire via Sì, a non ne tutti i potevo costi? più. Cioè ormai dopo 7 anni vedere sempre le stesse scene, le stesse... Quindi sei andato ho deciso sei proprio, andato incontro sono andata io al a lui. nuovo papà, diciamo, e lui come ha reagito? Ha reagito un po' freddamente perché non si aspettava che una bambina gli saltasse addosso, anche perché comunque c'è una prassi là nelle adozioni che bisogna aspettare in sala, che non si devono mai incontrare i figli nel cortile o comunque in posti altrui, se non nella sala incontri tra padre e madre e il figlio futuro adottivo, no? E invece lì è stato scombussolato un po' le carte, ho fatto alla mia maniera, Sì. e poi si rivela che veramente era proprio mio papà, cioè cercava proprio una figlia di 7 anni, Cercava te? cercava proprio me. E quando ho scoperto che proprio la figlia che gli hanno dato e incaricato proprio a Sergio Catinella ero proprio io. Ah, Quindi c'era scritto anche nelle carte. quindi non Era era, proprio un destino. non era niente per caso, Niente per caso, non era niente per scontato. è stata una cosa, una combinazione talmente particolare, dettata dalla particolarità dell'evento e dal grande desiderio di uscire da quel luogo. Sì. E hai riconosciuto lui Come come una un mamma nuovo- e un papà. come un devo nuovo, dire la verità. come nuovi genitori. Sì. Bene, è bello sentire queste parole. E quindi Alessandro, cosa possiamo dire? Perché hai accettato allora a questo punto? Immagino che tu, che la sua storia sia stata sicuramente una storia che ti ha preso interiormente, ti ha scombussolato, Sì, fa poi perdere proprio la bussola, ecco. è una storia, appunto, come abbiamo detto prima, che poi contiene all'interno anche altre storie, quindi è giusto magari anche raccontare anche i punti che abbiamo toccato. C'è un momento, c'è un contesto anche storico
la Romania è stata governata per alcuni decenni dal presidente Ceausescu, che poi fu decapitato nel Natale del 1989, ma proprio pochi giorni prima del suo arresto e della sua fucilazione ci fu un incontro in orfanotrofio proprio con loro. Gli occhi di Joe incrociano gli occhi del dittatore, occhi freddi, spaventosi, di ghiaccio, quindi questo è un altro episodio del romanzo. Ci sono poi delle storie nelle storie di bambini meno fortunati, un bambino che viene adottato, poi sparisce e gli organi probabilmente sono stati venduti, cioè finito nel mercato nero degli organi, una ragazzina che finisce qui sul terraglio vicino a noi nel mondo della prostituzione e poi addirittura viene uccisa. E poi ci sono anche aspetti divertenti di Joe adolescente, abbastanza irrequieta, allora ci spostiamo proprio a Conegliano, dove siamo noi adesso, perché lei ha frequentato le scuole medie e il liceo all'Istituto Immacolata di Conegliano. Era una ragazzina brillante ma anche molto vivace. Bene. Che ha combinato anche diverse marachelle. L'ultima Quindi è un romanzo che ci fa anche un po' ridere e sorridere. Sorridere, sì. L'ultima breve domanda. Il messaggio che voi volete trasmettere a chi leggerà questo romanzo? Ma è un messaggio di profonda umanità, è un messaggio legato anche alle adozioni e alla generosità che può avere una famiglia o dei genitori ad adottare dei bambini soli. Infatti non posso dire del finale del libro, però chi l'ha letto è rimasto colpito proprio dal finale. Bene. Un finale un po' a sorpresa. Bene, vi auguro un grande successo nella vendita di questo libro, Il coraggio di Joe, tratto da una storia vera. Un saluto, cari amici, a tutti voi da Aldo Santucci, lo scrittore Alessandro Biz Grazie. e la protagonista Giorgiana Grazie. Catinella.